Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Tre giovani studenti denunciati e centinaia di video pedopornografici cancellati dal web è il risultato dell'attività della Polizia Postale di Trieste, coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, che si è conclusa la scorsa settimana. L'operazione trae origine da una segnalazione di un cittadino sul Commissariato di Pubblica Sicurezza Online. All'esito dell'indagine, coordinata dalle procure di Trieste e Lecce, si è riscontrata la presenza di un gruppo Telegram in cui un utente aveva condiviso 3 link contenenti un grosso quantitativo di video a carattere pedopornografico. Gli accertamenti degli investigatori della Polizia Postale hanno consentito di identificare i 3 responsabili, tutti giovanissimi, di cui uno minorenne. I contenuti sono stati immediatamente rimossi e gli account dei ragazzi sospesi. Gli operatori della Polizia Postale di Catania, Cosenza e Brindisi hanno prestato l'ausilio nell'esecuzione delle perquisizioni a carico dei giovani, concluse con il sequestro di dispositivi informatici e altro materiale utile al proseguio delle indagini e tuttora al vaglio degli inquirenti. I 3 sono stati denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica, caratterizzato da un aumento esponenziale del cybercrime e dei reati nei confronti dei minori, è fondamentale importanza per i cittadini segnalare eventuali contenuti illeciti rinvenuti sul web, rivolgendosi agli uffici della Polizia Postale presenti sul territorio oppure al Commissariato di Pubblica Sicurezza Online. Il portale della Polizia Postale, ove inviare segnalazioni relative a contenuti illeciti sul web, porre domande e informarsi sulle ultime novità del mondo del cyber. Il commissariato propone inoltre linee guida e suggerimenti utili a contenere i rischi presenti in rete. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.